con Chef Maurizio nel suo ristorante a Bosaro per cercare oggi di capire qualche segreto. Prima domanda, chef: l'importanza di cucinare con il camino a legna, una tecnica antica ma anche sconosciuta. La cottura a legna è molto importante perché è un qualcosa di particolare, l'esalazione che fa la legna, il calore è molto diversa che una pietra lavica, un fly top, tutte le griglie di roba elettrica. Chef, qua siamo davanti a Sua Maestà la costata, una costata di manzo di quanti etti? Cioè, andiamo sui 8 o 9 etti l'una, cioè è molto particolare, è un taglio che è in terra con la copertina sopra. La copertina sarebbe? Sarebbe la parte superiore, però è una parte oleosa del grasso che è molto importante. Ecco, le braccia sono pronte. Cos'è la frullatura, chef? La frullatura è un tempo tecnico a 0 gradi o 2 gradi in frighi ventilati. Si chiama mummificazione, eliminare la parte di liquidi. Quindi qua non abbiamo ancora salata perché la prima salatura è quando giriamo. La prima volta che giriamo, poi vediamo. Forse due queste essendo così grosse. Da una parte e anche l'altra. Per il manzo, perché venga morbido e che vada in una quantità specifica, una frullatura minimo da 50 a 70 giorni, minimo. Questa è la prima volta che giriamo. Vediamo quando metti il sale, quando si dice QB, quanto basta? No, ci diceva in un'altra filmato che è importante assolutamente non mettere olio prima, non mai ungerle. Questa è la seconda salatura perché la carne è molto grossa, quindi... Io uso mai sale bianco. Perché? È un sodio diretto. Chi mette il sale crudo, sale bianco sulla carne, per me voglio prendere, è un crimine. Adesso sta girando la carne per controllarla. Abbiamo visto che ci ha preparato questo braccerino qua. Perché? La carne stavo tutta nei bracieri. Perché così arriva in tavola calda. Rimane in carne, so che estivo è caldo, però la caratteristica della carne non è che ci vuole calda inverno e estate. Quindi Sua Maestà la costata è pronta. Vediamo questa che poi la teniamo a parte